dei ferrovieri, che era sorta nei pressi della ferrovia, veniva allestita a sala da ballo, dove le ragazze e i giovani delle famiglie dei ferrovieri potevano ballare, conoscersi e forse nasceva anche qualche simpatia e qualche innamoramento. Perché i ferrovieri? Come mai? Come mai i ferrovieri? Ecco, perché mio padre era ferroviere, quindi queste famiglie abitavano nei palazzi che sorgevano nei pressi della stazione. E allora, diciamo, i superiori avevano organizzato questa sala che fungeva da cinematografo e in certe occasioni appunto da sala da ballo. E i ragazzi e le ragazze di queste famiglie potevano quindi godere anche qualche serata piacevole. Non solo i giovani, però organizzavano anche per i piccoli. E io ricordo, dovevo avere 4 anni, quindi ho dei ricordi molto sfumati, che avevano organizzato una premiazione per i costumi più belli ed io, assieme ad un altro ragazzino del mio condominio, indossavamo dei costumi da pastore sardo, ecco, con la berritta, con la mastrucca di pelle, la camicia bianca con i bottoni d'oro e quindi i nostri costumi, io non me ne rendevo neanche conto, comunque sono stati apprezzati moltissimo e premiati, e abbiamo ricevuto sia io che quel ragazzino il primo premio. Ci avevano scattato delle foto bellissime che ancora oggi conservo gelosamente. Che una domanda fa cocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. E quindi poi ci sono stati dolci, ricordo stelle filanti, coriandoli, come si chiamano? Festoni. La sala adornata con i festoni che andavano da un'estremità all'altra, quindi proprio un ambiente festoso che ha fatto trascorrere a tutti quanti una serata piacevole che ancora oggi ricordo. Diciamo, le zeppole. Le zeppole e c'erano anche la frittura. Le meraviglie. Le meraviglie. Magari preparavano anche le famiglie dei ferrovieri, ognuno portava il suo contributo per rendere più gradevole, più simpatica la festa. E questo era anche un motivo per creare solidarietà fra le famiglie, anche conoscenze più intime tra i giovani, per cui potevano, ricordo che nascevano anche i fidanzamenti, poi i matrimoni tra giovani delle stesse famiglie. In mezzo a tanti altri ricordi, questo è un ricordo che resterà nei miei scritti. Sentiamo un po', professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa.